Ok amici, fermiamo la registrazione. Amici del tubo di Facebook, amici di tutte le Nazioni Unite. Amici, devo stare attento qua se no faccio del casino. Amici, allora oggi facciamo un bel tutorial, Amici, voi che siete alle prime armi, ci siete quelli che siete alle prime armi? Ce l'avete la prima arma? Allora, amici, adesso oggi parliamo di un bel programma che adesso io ve lo spiego qual è. Allora, amici, adesso aspettate che mi metto gli occhiali, se no io qua le scritte non le vedo più, c'ho l'età, allora, amici, state attenti, state attenti perché questo qua è interessante per voi. Allora, se voi, non lo so, adesso io non sono allacciato su internet, però ve lo faccio vedere qua. Voi adesso, vedete qua, adesso, vediamo, ecco, va bene, questo qua. Voi dovreste fare una bella cosa. Andate sul sito della Studio One, questo è il programma, Studio One, adesso io non lo apro perché ho la registrazione, non vorrei andare a fare del casino. Studio One 5, adesso è arrivato alla 5.4 l'aggiornamento. Studio One 5, forse io qua ce l'avevo anche scaricato, Presonio Studio 1, eccolo qua. Eccolo qua amici, allora io l'avevo scaricato dal sito, vedete, allora quando scaricate, dopo aprite il pacchetto dello scaricamento e viene fuori questo, dopo voi fate così, trascinate, ma io ce l'ho già, e trascinate Studio One su applicazioni. Adesso andiamo a vedere questo programma, andate sul sito amici, sul sito della Presonus, California, America. Scaricate Studio One gratuito, funziona tutto alla perfezione. Dopo, una volta scaricato, vi dirà di scaricare i pacchetti dei suoni, dei loop e quella roba lì. Voi scaricate tutta quella roba lì. Una volta scaricato siete pronti per partire. Vi ricordo che il programma è anche in lingua italiana, quindi molto facile da comprendere, in ogni modo molto facile da capire. Naturalmente ricordatevi sempre che ci vuole almeno se non avete l'interfaccia audio, questa è il mixer, potete sempre registrare la vostra tastiera, andate nell'entrata del computer se avete un'entrata audio, e per il momento va bene anche quell'entrata lì, sono un'entrata stereo, perciò quindi dovreste essere a posto. Io adesso adopero questa interfaccia per la registrazione, però chi non l'ha può adoperare benissimo nel Mac, però perché nel Mac la scheda audio è abbastanza buona, si possono fare degli ottimi risultati anche con la sua scheda interna. Logicamente ha solo 2 entrate e 2 uscite, però se dovete registrare con una tastiera del genere, qui mettete a posto i vostri livelli sulle tracce. Una volta che siete a posto con i livelli potete poi fare la traccia master, amici, e siete a posto, va bene? Una volta che voi avete fatto tutto, adesso chiudiamo la cartella applicazione e andiamo qua. Adesso amici, io l'ho fatta la traccia, adesso andiamo a vedere. Bene, direi che ci siamo, la registrazione è venuta. Dopo adesso ci metterò un compressore per migliorare un po' tutto il suono, Ok amici? Bene amici, ricordatevi sempre Studio One, lì, Studio One, avete capito? Tutto il menu è in italiano, vedete? Quindi non c'è problema, vedete? Se dovete andare in preferenze per mettere a posto, se avete la scheda audio, poi andate qui, Setup e Song, e andate ad aprire le tracce che poi interessano a voi, su entrata e uscita, ingressi, vedete? Adesso questa ha 8 ingressi, quindi lei mi fa vedere su Studio One 8 ingressi, e adesso io ho abilitato il 3 e il 4, che è quello che io adopero qui, che
che mando il segnale sul 3 o 4 qua della scheda, perciò quindi siamo a posto così, Pip? Ragazzi che volete suonare, ora mi raccomando amici, andate sulla Presonus, ricordatevelo, scaricate Studio One, è un bellissimo programma di sequencer, logicamente poi c'è anche la versione completa, ma 400 euro io non ho la voglia di spenderli, poi c'ho Logic che ho già comprato quelli lì, c'ho Logic e c'ho Pro Tools, perciò quindi no, vado a spendere altri soldi. Ad ogni modo Studio One lo preferisco perché è molto intuitivo anche questo. Di solito registro con Logic, però naturalmente se devo fare solo un paio di tracce con la tastiera, tanto solo per divertirmi, è più che sufficiente anche la versione entry level di Studio One. Bene amici, ci vediamo prossimamente su questo schermo, ok? Va bene? One. Adesso amici sto qua, guardate la mano, vedete? Sono qui, guardate il pollice, guardate queste altre due dita. Bene, allora amici, adesso noi andiamo, parliamo sempre di Studio One, della Presonus. Adesso noi andiamo qua, adesso io ho un link già pronto, andiamo su Studio One, questa amici, questa è la pagina, guardate bene, non vi sbagliate, mi raccomando. Adesso una volta che siete qua, vedete Presonus Studio One, andiamo a scaricare Studio One Prime, quello che vi ho fatto vedere prima che ho registrato il brano, questo, perché questi vedi, sono Studio Artist che costa 100 euro, c'è il professionale e dopo ci stanno tutti i pacchetti con i plugin da caricare dentro il programma per farlo diventare sempre più potente. Quindi ci sono strumenti da caricare, ma quelli logicamente per il momento a uno che vuole solo registrare, quello lì non è che dobbiamo fare i professionisti. Allora amici, guardate bene, guardate il dito qua, cliccare qui sopra. Adesso noi abbiamo Studio One Prime, se dice Prime, va bene, Free, vedete che c'è scritto Free, vedete, Free, no frescola, Free, Noi facciamo Jet Free, ricordate 0 lire, adesso io vi faccio vedere che costa 0 lire, lo vedete, Studio One Prime, qua mi dice remove perché già c'è. Ogni modo voi fate continue shopping, vuol dire. Allora, per scaricarlo, adesso qua mi chiede il login, infatti io dovrei andare sulla mia pagina di login, ma non è il mio caso adesso. Allora, voi, adesso ritorniamo indietro, andate qui, fate il login Mi Presonic. Allora, dov'è? Login qua. Adesso lui mi porta nella pagina dove io ho fatto il mio login. Adesso io qua non ce l'ho sull'altro computer, sull'altro hard disk. Va bene, una volta che avete fatto vi siete registrati, vedi, andate qui, fate create un account. Create l'account, è tutto gratis. Create l'account, potete andare anche nel sito italiano se non capite bene quello che dice. Create un account, mettete il vostro nome, cognome, la regione, la mail e scegliete una password. Una volta che avete scelto la password, qua non sono robot, è bello, logicamente dopo vi arriverà, credo, un'email in tempo reale, un'email con il link per scaricare Studio One. Adesso ogni modo io non sto a spiegarvelo troppo in dettaglio, capito? Adesso io chiudo. Ogni modo fate il login, scaricate il programma, è tutto gratis, non si paga niente. Il login può sempre essere utile per eventuali scaricamenti, o se volete comprare la versione, quella che vi ho fatto vedere prima, la versione no Studio One Premium, questa qua, ma la versione da 100 euro, che è abbastanza completa anche quella, sarebbe questa, Studio One Artist, questa qua, 100,04 euro. Ecco, dopo qua avete tutte le vostre cosettine, andate a guardarvi i filmati su come funziona.
ogni modo poi di filmati in italiano dove vi spiegano come funziona il programma ce ne sono a centinaia. Quindi amici, state attenti, guardate il dito, se volete prendere questa 100 euro, se volete prendere quella gratuita registrate tutte le tracce che vi pare e avete logicamente non tutti gli strumenti a disposizione, ma avete quelli necessari per poter fare un'ottima registrazione. Va bene amici? Adesso io qua levo. Amici, adesso io qua levo tutto. Amici, allora, attenzione, battaglione. Amici, adesso se avete capito bene, potete poi decidere se volete comprare la versione Artist oppure vi accontentate solo della versione Studio One, quella gratuita Prime, la versione Prime, siete a posto. Va bene amici? Ok? Ci siamo capiti abbastanza bene? Sì? Adesso qua avete visto, questo è il programma, adesso io ho fatto una traccia stereo, per ritornare a capo si preme 0 e dopo si fa così. Avete visto? Ok? Grande programma amici! Amici, scaricatevi lo Studio One e sarete felici di registrare, ok? Siamo d'accordo? Scusate, ho mosso troppo velocemente la videocamera. Ok amici, siamo d'accordo? Tutto ok? Qua c'è Pippo, Anche Pippo fa parte dello Studio One. Bene amici, a presto e buona musica a tutti. Ciao amici di Facebook, ciao amici del tubo.